Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Andiamo a vedere quella che è la pulizia dei reni. Questa procedura naturopatica è sicura e naturalmente è sperimentata ed è un metodo semplice ed efficace per andare a disintossicare quelli che sono i reni. La potete eseguire ogni mattina oppure ricorrere ad essa quando vi serve una mano per depurare e disintossicare il corpo. Ad esempio, se vi sentite deboli, il mattino è anche il momento in cui l'organismo si pulisce da solo, naturalmente. Quindi troverete questa procedura tonificante e stimolante, ma prima di svolgere la pulizia dei reni è importante comunque essere a digiuno. Ma attenzione però, perché questa pulizia non guarda solo i reni, ma riguarda anche il fegato. E questa procedura mattutina che stiamo per raccontarvi va a disintossicare il fegato e lo stimola a depurarsi da sé, riversando la bile dal tratto biliare a quello gastrointestinale, facendovi sentire più leggeri ed energici. Inoltre, sostiene il sistema immunitario, aiutando l'organismo a respingere la minaccia di quelle che sono le infezioni batteriche virali. E naturalmente stiamo parlando del limone, un elemento ricco e di molte proprietà che adesso andremo a spiegarvi. Gli effetti benefici del limone li diciamo e sono 10 modi su come usarlo. Il limone è una vera bomba di vitamina C, costa poco ed è facilmente reperibile. È un valido alleato del nostro benessere, sia fisico che psicologico, e ci sono tanti motivi per non farlo mancare in cucina e ve ne elenchiamo alcuni. Bisogna sempre predilire quelli che sono i limoni biologici, che spesso si troveranno in commercio con la definizione appunto di limoni trattati. Il limone è ricco di vitamina C. Il succo di limone contiene un'abbondante quantità appunto di vitamina C. 100 grammi soddisfano una buona parte del fabbisogno giornaliero raccomandato e la vitamina C è un potente antiossidante, è il carburante del nostro sistema immunitario e aiuta ad assorbire il ferro. La vitamina C è importante per la sintesi del collagene, importante proteina fibrosa per la salute della pelle, dei muscoli, delle ossa e dei vasi sanguigni. Inoltre, la buccia di limone contiene vitamina A, che contribuisce al benessere della retina e della vista. Quindi adesso appunto elenchiamo i benefici del limone in tutte le varie forme e in tutti i suoi modi. Mettiamo che appunto aiuta anche a dimagrire e ad eliminare le tossine, come abbiamo parlato appunto sia per i reni che del fegato. Quindi se si è iniziato una dieta ad esempio dimagrante o si ha bisogno di depurarsi, come dicevamo, dopo un periodo di stravizi alimentari, il succo di questo frutto spremuto in acqua vi aiuterà a raggiungere più velocemente l'obiettivo. Quindi spremete il succo di mezzo limone e poi magari successivamente potrete spremere un frutto intero al mattino, come avevamo appunto detto. Aggiungete a una tazza di acqua tiepida, dolcificato con un cucchiaino di miele o sciroppo d'acero, e bevetelo al mattino tutti i giorni appena svegli, all'incirca 30 minuti prima di far colazione o di prendere qualsiasi medicina. La bevanda non va mai preparata in anticipo perché il succo di limone infatti deve essere assunto fresco subito dopo averlo spremuto. Il limone, ricordatevi che aiuta anche a digerire, perché il limone è tra i rimedi casalinghi da assumere dopo anche un pasto abbondante per digerire meglio. Quindi la preparazione della bevanda salutare in questo caso è leggermente diversa da quella già descritta.
Fate scaldare dell'acqua in un pentolino, spegnete il fornello prima dell'ebollizione in modo da non annullare appunto l'apporto di vitamina C. Aggiungete il succo di limone e il miele, mescolando bene per far sciogliere il tutto. Infine aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio e bevetelo prima che si raffreddi. Questa combinazione di ingredienti stimola il lavoro dell'apparato gastrointestinale e facilita la digestione, creando un ambiente alcalino e favorendo così il benessere dell'organismo. Aggiungiamo anche un consiglio: se vogliamo sbiancare i denti, il limone e il bicarbonato sono rimedi naturali, correre di tanto in tanto, più però di una volta alla settimana, appunto per sbiancare i denti. Spremete il frutto fresco in una tazzina e subito dopo versate un cucchiaino raso di bicarbonato. Mescolate il tutto, prelevate poi il composto un po' alla volta usando un dito o lo spazzolino dei denti e strofinatelo delicatamente su tutta la superficie dentale, come se stesse usando appunto il dentifricio. Al termine dell'operazione sciacquate bene la bocca. Ha anche un elevato potere idratante, oltre appunto a essere ricco di vitamina C, come già l'abbiamo elencato. Il limone ha anche un buon contenuto di sali minerali, tra cui il potassio, quindi berlo si rivela utile per reintegrare i sali minerali perse magari con la sudorazione estiva. Il potassio svolge alcune azioni fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Aiuta anche a regolare il battito cardiaco e a contrastare l'azione del sodio, riducendo la pressione arteriosa grazie al suo effetto vasodilatatore. Inoltre, interviene come regolatore delle trasmissioni degli impulsi nervosi e nell'equilibrio del pH cellulare. Anche in questo caso, appunto, è un rimedio che è molto semplice. Per il momento ci fermiamo qui, l'appuntamento è per la settimana prossima dove proseguiremo il nostro discorso appunto legato al limone. Grazie per essere rimasti con noi. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Benvenuti amici, allora oggi torniamo a parlare di truffe e torniamo a parlare proprio di un argomento che è stato abbastanza importante la volta scorsa, cioè le truffe che arrivano anche a livello di PEC, ed è proprio capitato a noi. Ci è arrivato praticamente una PEC da una finta società, o meglio una società che esiste realmente, ma diciamo che sono stati copiati i suoi dati, quindi la sua intestazione, il nome della società, dicendo che avevamo un insoluto. Naturalmente io non ho aperto. Perché? Perché queste email chiamate phishing, come voi sapete benissimo e come vi abbiamo già anticipato nelle puntate precedenti, presentavano degli errori. E sì, perché innanzitutto noi non avevamo nessun tipo di insoluto e nella stessa parte presentavano degli errori di testo, e questi errori di testo sono molto evidenti. Praticamente vi arriva queste finte PEC con intestazioni, con nomi, tutto quanto, e vi arriva un allegato di un file zip, quindi di un file di testo che deve essere aperto, dove sicuramente conteneva un virus. Da un lato è interessante sapere che noi paghiamo una PEC e abbiamo dei servizi, diciamo, di sicurezza un pochino blandi, nel senso che in teoria la PEC, essendo comunque un discorso di posta certificata, dovrebbe da un lato garantire una certa sicurezza per noi utenti, perché si presume che la PEC, siccome funziona come raccomandata con ricevuta di ritorno,
Insomma, una persona spera e pensa che ricevendo comunque una PEC o pagando un servizio della PEC annuale, le persone siano un pochino più protette. Invece no, perché chiunque può mandarvi una PEC e i sistemi sono quelli che sono. Quindi in questo caso cosa si fa? Nulla, si chiama il vostro commercialista, fate una rapida indagine che tutto sia a posto. Se siete un'azienda, se invece siete in poche parole delle persone normali, è la stessa cosa, fate una breve occhiata, un breve recap che non avete in assoluto nulla, dopodiché si cestina. Tranquillamente, non dovete aprire email del genere, non dovete mai aprire delle email che vi vengono a dire, facciamo un esempio, avete compromesso la vostra password, avete compromesso quello che potrebbe essere il discorso di potrebbero essere numeri di telefono, conti bancari. Purtroppo queste truffe andranno avanti a esistere e non ci sarà mai una soluzione. La soluzione è sempre quella di prestare attenzione, perché se vi arriva un'email del genere, la prima cosa che non voi, ma il vostro occhio e il vostro cervello cerca è vedere subito quanto ammonta la cifra. E questo arriva sempre, perché può succedere con una multa, può succedere con un SMS fraudolento, cioè l'occhio cerca subito quello che è la cifra che deve pagare. Presi dal panico si apre, si corre subito ai ripari ed è lì che fregano, perché sono truffe dove presentano degli errori grossolani, errori di scrittura, errori di battitura, storpiando magari i simboli del copyright, ma agiscono sul fenomeno della paura. E quando c'è la paura o c'è il panico, voi potete tranquillamente essere gestiti come volete. Quindi bisogna prestare attenzione, con calma, vedere bene cosa si tocca. Preferibilmente, se siete persone che magari non siete molto capaci per quanto riguarda queste cose, affidatevi sempre a un professionista. Se avete un'azienda e non sapete masticare bene queste cose e non c'è nulla di cui vergognarsi, lasciate tutto in mano dei professionisti che si occupano di questo, si occupano della vostra sicurezza, perché basta veramente poco. Basta aprire e potete trovare un hacker che proprio magari riesce a rapirvi completamente il contenuto che avete all'interno del computer e poi chiedere un riscatto per poterlo aprire o per poterlo riavere. Ecco, cercate bene di prestare attenzione, tutto lì. Dopodiché, dopo che l'avete buttata, anzi prima di buttarla, fate una cosa ancora più sicura, stampatela e poi stampate anche la risposta del vostro commercialista e pinzatela, in modo tale che in futuro gli scrivete anche una data a penna, a parte che se stampate l'email o la PEC avete tutto, avete anche una prova che tutto quello era una truffa bella e buona. Sono piccoli accorgimenti, possono sembrare sempre i soliti discorsi che noi andiamo a dirvi, ma lo ripeto, in una situazione come questa è veramente, veramente facile poterci cadere all'interno, veramente. Quindi mi raccomando, prestate attenzione, nessun antivirus vi ferma una PEC, perché basta che mandano un'altra PEC e per fare una PEC ci vuole veramente poco. Basta spendere 5 euro ed attiva per un anno e state mandando una marea di PEC con truffe che alla fine non ricapiteranno mai a voi se siete un malfattore di questo genere. Quindi prestate attenzione, non abbiate fretta di poter premere e cercate sempre di stare attenti. Come sempre, grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Omar Dropped It.